questi 3 minuti vorrei darti un mio parere sulla carne, sul perché secondo me la carne non è un problema, soprattutto quella rossa, non è un problema per il corpo, non è un problema per la mente. Certamente l'assumo di carne, diciamo giornaliero, potrebbe affaticare lo stomaco, potrebbe affaticare la digestione perché ci vuole molto di più a digerire la carne rispetto a dei vegetali, delle verdure. Questo è un problema semplicemente, diciamo, più di calorico. Se invece andiamo a guardare la parte più energetica, molte persone, anche i nutrizionisti, potrebbero dirti che la carne rossa non sia da mangiare, sia da limitare. Io non sono un nutrizionista, dico il mio parere, quindi il mio parere è che la carne rossa di certi studi a cui hanno fatto riferimento che potevano aumentare il rischio cardiovascolare o di tumori, quelle carni rosse bisogna vedere se erano organiche e se erano biologiche. Qual era l'allevamento che hanno usato di quelle carni rosse? Bisogna essere attenti a queste cose, quindi andare a fondo questi studi anche, perché non basta semplicemente dire lo studio scientifico X ha detto che la carne rossa fa male, allora questo. Informati, cioè parliamo veramente di anche questioni più energetiche e più spirituali. Il problema non è la carne rossa, sono le energie e la frequenza probabilmente di quelle carni rosse allevate in modo disumano, e quelle bestie purtroppo hanno vissuto con paura e con ansia tutto il giorno, tutta la vita. Stessa cosa per noi, cioè guarda l'impatto che ha la tua emozione sul tuo corpo. La stessa cosa è l'emozione di quella carne o di quell'animale sul tuo corpo. Quello cambia, quello cambia. Sono stato vegetariano e vegano per 3-6 mesi, ok? Vegano per 3 mesi, 6 mesi, se non di più vegetariano. Io sto meglio con la carne, mangio la carne una volta a settimana, non la mangio tutti i giorni. La stessa cosa possiamo dirla per la pizza, per tante cose, cioè non demonizziamo tutto in modo estremo, perché io sono stato abbastanza estremista sulla nutrizione quando soffrivo di dolori persistenti emicrania, pensavo che era tutto colpa della glutine, poi è tutta colpa della carne. Ragazzi, informiamoci, cioè ci sono degli studi scientifici, ma bisogna capire veramente quella carne da dove arriva, e gli studi scientifici sono limitati appunto perché ci sono certe persone che mettono dei soldi per farti capire tutt'altro, il contrario di tutto. Quindi capiamo un attimo da dove arrivano anche questi studi scientifici. Ciao e a presto al prossimo video.